È un progetto molto interessante legato ovviamente ai ragazzi e alle nuove generazioni che non volevamo dimenticare nel coinvolgimento a questo 50° anniversario del terremoto e siamo ovviamente contenti ci sia stata questa risposta positiva su un lavoro notevole sul quale puntavamo veramente perché investire sui giovani è un investimento sempre buono. È stata presentata a Gemona del Friuli l'iniziativa Ti racconto il terremoto con il patrocinio di Despar Nord e Messaggero Veneto in occasione del 50° anniversario del terremoto del 76. Despar è presente in questo territorio da 65 anni e nel 76 c'eravamo e c'erano i nostri collaboratori, i nostri imprenditori che hanno vissuto il terremoto così come l'hanno vissuta la popolazione del Friuli e siamo diventati un punto di riferimento importante per essere stati capaci di reagire e ricostruire ancora meglio di prima. E tutto questo va raccontato, va ricordato perché non è pensabile che tutto questo vada disperso. Un progetto educativo rivolto agli studenti degli istituti comprensivi di Gemona e di Trasaghis che hanno risposto con ricerche ed elaborati di alto livello. È stata accolta molto bene questa proposta dai ragazzi, si sono potuti esprimere in un testo scritto che comunque per loro è piacevole, hanno potuto intervistare degli anziani, delle persone che hanno vissuto il terremoto e quindi sono stati molto felici di fare questa esperienza con questo dialogo intergenerazionale che è funzionato molto bene. L'iniziativa è volta a custodire e trasmettere la memoria di un evento significativo dal quale è nato l'ormai famigerato modello Friuli per farlo conoscere al meglio alle nuove generazioni. Ti racconto il terremoto, è un'iniziativa bellissima per tramandare attraverso il racconto che i ragazzi hanno raccolto una memoria collettiva, una memoria fatta di dolore, sacrificio ma anche di rinascita che abbiamo il dovere di raccontare perché queste situazioni sono ormai una pagina di storia ma una pagina di storia viva che fa parte di appunto un compendio valoriale che i nostri ragazzi hanno sicuramente nelle loro corde. Sono molto contenta della grande adesione che c'è stata e sono certa che gli elaborati siano tutti di alto profilo perché questa gente è abituata a lavorare e a parlare poco, ma quando parla racconta con il cuore e quindi è un valore ancora più grande per raccontare ai nostri ragazzini quello che è stato e che appunto è un miracolo fatto modello Friuli.